Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 26 marzo. Buonasera a tutti. Questa sera alle ore 18 era convocata la quarta commissione consigliare per un importante punto all'ordine del giorno, che tra l'altro dovrebbe essere votato questa sera. Il programma regionale sullo sviluppo urbano sostenibile riguarda un'area ampia della città metropolitana. Ci sono parecchi finanziamenti e sostanzialmente noi siamo di 12 comuni, l'ultimo comune che non ha ancora ratificato questa convenzione, questo accordo. Questo per dire che questa sera è mancata la maggioranza, non c'erano i consiglieri di maggioranza in grado di garantire la prosecuzione di quella commissione, tant'è che è stata sospesa e la commissione non si è tenuta. Mi accodo e non mi ripeto, ma la domanda è molto simile. Abbiamo visto sui giornali la proroga, ad esempio, del contratto con ACTV, ma non abbiamo visto modifiche e la risoluzione del problema invece delle corse tagliate. Non abbiamo visto altri provvedimenti importanti proseguire, abbiamo visto lo slittamento del periodo di prova della ZTL, tutto questo sempre dei giornali. Quindi ci viene da pensare, insomma, che probabilmente ci siano ancora delle situazioni irrisolte e lo si vede un po' anche questa sera. Mancano ancora 2 assessori con deleghe importanti non ancora nominati, abbiamo anche la non presenza di altri 2 assessori della maggioranza, quindi una giunta spoglia seduta nei banchi della maggioranza. Ieri si è tenuto il Consiglio Comunale, annunciato qualche giorno prima e preceduto da una manifestazione messa in campo domenica dagli esponenti della minoranza, fatto salvo i componenti di Energia Civica che sembrava non avessero aderito. La manifestazione era consistita nell'appendere ai portoni del municipio cartelli con scritte evidenzianti ciò che l'amministrazione ha annunciato tra i desiderata, ma per i quali l'iter sembra bloccato o mai iniziato. Se apparentemente domenica Energia Civica sembrava non avesse aderito, ieri lo ha fatto, decidendo, dopo il minuto di comunicazioni al Consiglio concesso a Lucio Tiozzo e Alessandra Penzo come capigruppo, di alzarsi, impugnando i cartelli che erano stati esposti e uscendo, abbandonando per la seconda volta consecutiva il Consiglio Comunale. Usciti dal municipio hanno continuato la loro manifestazione di protesta. La città è bloccata e il sindaco non fa chiarezza, affermano, non c'è maggioranza e non ci sono gli assessori, ribadiscono, non ci sono nemmeno i numeri per le commissioni e lo dicono dopo poche ore che una commissione non si è potuta svolgere in quanto il numero dei consiglieri non era sufficiente per garantire il numero legale e si trattava, dicono, di una commissione importante in cui si sarebbe dovuto approvare uno schema di convenzione per un programma regionale di sviluppo urbano sostenibile che vede Chioggia ultima città ad aderire. Non può andare avanti così e il sindaco non può fingere il contrario, affermano. Le minoranze hanno quindi abbandonato per il secondo consiglio consecutivo l'aula, nonostante punti importanti di cui discutere, senza dimenticare la macchina amministrativa completamente bloccata alle soglie di una stagione estiva, e affermano: abbandoniamo l'aula in modo convinto e per senso di responsabilità, non ci prestiamo a un dibattito che non snocciola quello che i cittadini di Chioggia ci chiedono di fare. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Quest'estate Sottomarina si prepara ad ospitare alcuni dei nomi più celebri della scena musicale italiana, tra cui Mahmood, Emma e Alfa. Questi eventi non solo promettono di intrattenere i turisti, ma anche di posizionare la nostra città all'altezza delle rinomate località balneari lungo Adriatico. Tuttavia, Italia Viva va oltre e auspica un calendario di iniziative che coinvolgono e valorizzano i vari quartieri di città, di Chioggia.
Tra le proposte avanzate spicca l'organizzazione di una notte bianca a Borgo San Giovanni, un'idea alcuni anni fa da parte dei cittadini. Borgo San Giovanni, spesso sottovalutato come un semplice quartiere residenziale, è in realtà un vivace centro di attività commerciali con negozi di prossimità e un importante polo scolastico e sportivo. Durante la notte bianca l'attenzione si concentrerebbe sulla via Granatieri di Sardegna, ma non solo. I giardini tra via Palmiro Togliatti e via Aldomoro diventerebbero un villaggio di animazione per i più piccoli, mentre la pista rosa ospiterebbe un torneo di basket 3 contro 3. Questa iniziativa concreta si dimostra che tutti i quartieri di Chioggia meritano attenzione e valorizzazione, contribuendo così a rafforzare il senso di comunità nella nostra città. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. Ancora non si sa chi è la maggioranza e quali obiettivi ha per questa città. Trasporto pubblico locale ancora tutto fermo, per non parlare della casa di riposo, così come delle messe scolastiche. Potremmo parlare per ora, una cosa è certa, la città ha delle necessità che questa amministrazione traballante e intrapresa in una guerra intestinale non ha voglia di affrontare. Stasera siamo usciti dal Consiglio Comunale perché non ci sono risposte per la città e nel mio cartellone vedete non ci sono risposte per il trasferimento del mercato ittico oltre tutto il resto. Questa città è destinata a morire. Il sindaco non ci ascolta, neanche il Consiglio Comunale, siamo usciti dal Consiglio Comunale, almeno qui in strada la gente, la popolazione riuscirà a capire i temi che questi cartelli rappresentano irrisolti della città. E è una farsa quella che stiamo assistendo da troppi mesi. Anche stasera abbiamo voluto prendere una posizione perché non c'è dialogo, sui temi non c'è nessuna risposta e sulle promesse che il sindaco ha fatto in campagna elettorale, che ha continuato per questi 2 anni a fare, non ci sono esiti di nessun tipo, dal disability manager a quello del deposito per cui abbiamo ancora i bomboloni fermi lì. L'amministrazione Armelao ha fatto pagare i cittadini per poter entrare nella ZTL, i residenti. Hanno rinviato il tutto prendendoli in giro. Questa è un'amministrazione che fa pagare tasse, la Tari, l'IRPEF, aumenti delle tasse, ma risultati non se ne vedono. È una maggioranza divisa, con Fratelli d'Italia c'è una rottura che continua e quindi siamo usciti dall'aula. 4 mesi di stop amministrativo, assessori assenti, deleghe non date, referati mancanti, il lungomare adriatico, grande tema promosso anche da questa amministrazione Armelao, il rifacimento di quel progetto che era stato fatto precedentemente, appalti che dovevano essere dati a gennaio, quest'anno, estate 2024, vivremo ancora in un lungomare degli anni 70, così non si può proprio andare avanti. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Lunedì 25 marzo nel comune di Adria ha preso via il terzo lotto sub B della ciclovia Vento Venezia-Torino, un altro passo avanti nell'ambito del progetto della Regione per la realizzazione del tratto veneto di questa importante arteria cicloturistica. La vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, presente in occasione della cerimonia di avvio dei lavori, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, definendola
un'opera importante per valorizzare il cicloturismo all'interno del Parco del Delta del Po in un territorio dal valore naturalistico unico. Con un investimento totale di 7,8 milioni di euro, i lavori riguarderanno il completamento del tratto tra Adria e Portoviro, con l'implementazione di opere accessorie per il collegamento del reticolo ciclabile. Il percorso di 6,7 km nel comune di Adria collegherà Ponte Ebro all'idrovia di via Cavanella Po. Inoltre saranno realizzate 3 passerelle ciclopedonali per collegare i percorsi arginali, di cui due per l'attraversamento del collettore Padano-Polesano e uno sul Tartaro Canal Bianco Po di Levante. I lavori avviati sono previsti essere completati entro il 2025. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. La scuola primaria Todaro anche quest'anno ha partecipato al concorso dell'UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, che evidenzia la lingua veneta nella creatività del teatro, della musica e della poesia. Si è aggiudicata al primo posto per la sezione teatro con lo spettacolo Centodaro, realizzato proprio in occasione del centenario della scuola. Il premio è stato di 900 euro. I bambini erano super emozionati, raccontano le insegnanti, quando durante la premiazione hanno dato un assaggio dello spettacolo, esibendosi nella scena finale di quello che sarà lo spettacolo vero e proprio e che vedrà le scene a fine maggio presso il Teatro Don Bosco di Chioggia. I bambini erano accompagnati da genitori, insegnanti e dal dirigente scolastico. Lo spettacolo teatrale si inserisce in una serie di attività che rientrano nel progetto Centodaro, pensato e organizzato proprio per festeggiare i 100 anni di questa scuola, un punto focale del territorio non solo come istituzione, ma anche come centro di aggregazione e di crescita per molte persone. Perché Gero sta bravo? Un quaderno col timbro e una scatola con 6 colori. Proprio. Non c'era meglio qualche caramella o qualche giochetto per passare via? Magari, ma parava contenta di un poco dei bagigi, straccagarassi o dei pessioli, o dei reni del Guirissia che andava a chiare al Forte San Felice. E ma ste ghermino finché non ne ferma male le galassie. Altri anni, caro Nevodo, altri anni. Ma sai tu che anche a me ho frequentato la scuola Todaro? Solo che c'era altri anni. Strano, ma non mi viene più da starnuare. Posso vedere che su Guaria sarà merito della scuola Todaro? Può darsi, ha 100 anni e non li dimostra, perché dentro è sempre giovane, grazie ai suoi insegnanti e a noi ragazzi. Bravi! Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 26 marzo, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili
dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.